Daspo urbano vuol dire che i due stranieri che lo hanno ricevuto non potranno più accedere ai parcheggi dell'ospedale di Campo San Piero per 48 ore. Nel caso venissero di nuovo trovati in zona a pretendere soldi per il posteggio, il questore potrà disporre per loro un altro divieto di accesso alle stesse aree o a più zone del paese per un periodo fino a 12 mesi. I due uomini nigeriani, uno domiciliato al Campo San Piero e l'altro a Santa Giustina in Colle, erano già stati più volte sanzionati e allontanati per la loro attività abusiva, ma ogni volta tornavano al loro posto di lavoro. Uno dei due è stato anche denunciato alla procura perché recidivo. È il primo provvedimento del genere disposto a Campo San Piero. La polizia locale ha indagato sui due africani utilizzando riprese fotografiche e video, sequestrati gli incassi, diversi euro in monete. Un plauso alla polizia locale e agli agenti che sono intervenuti e che dimostrano che il nostro territorio, il Campo Sampiorese, è un territorio che mira ad essere sempre più sicuro, sempre più controllato, grazie a un corpo di polizia locale efficiente e presente nel territorio.